Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La Guardia di Finanza di Venezia ha concluso un'indagine nei confronti di 5 cittadini italiani ritenuti responsabili di aver realizzato una frode fiscale del valore di 34 milioni di euro nel settore della compravendita di pellet, perpetrata dal 2019 al 2022 tra il Veneto e l'Europa orientale. In base a quanto ricostruito, varie società cartiere sedenti nelle province di Venezia, Treviso, Vicenza e Padova e tutte riconducibili a un'unitaria regia operativa, acquistavano sotto il profilo puramente cartolare ingenti quantitativi di pellet da fornitori aventi sede in Polonia, Slovacchia ed Estonia, per poi procedere alla successiva cessione della merce alle reali società destinatarie, site in provincia di Padova. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E la Polizia di Frontiera dell'aeroporto Marco Polo di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero sospettato del reato di possesso di documenti di identità falsi. Domenica 1 ottobre, nella fattispecie, l'uomo si presentava al controllo passaporti delle partenze extra Schengen con l'intento di imbarcarsi su un volo diretto in un paese europeo, esibendo a titolo identificativo personale un passaporto ordinario, una carta d'identità e una patente di guida, tutti rilasciati da autorità polacche. I documenti hanno fin da subito destato sospetto all'occhio degli operatori di frontiera esperti in falso documentale. Una volta analizzati, sarebbe emerso che i documenti erano difformi dagli originali. Ulteriori accertamenti e le dichiarazioni rese successivamente dall'uomo confermavano le sue generalità extraeuropee. E nella nottata tra sabato e domenica scorsi, nell'ambito della provincia di Venezia, le pattuglie della Polizia Stradale, dei Carabinieri e delle polizie locali si sono focalizzate sui controlli specifici con alcol test e test per rilevare l'uso di sostanze stupefacenti nei confronti dei conducenti fermati. In tale nottata sono stati controllati e sottoposti ad accertamenti in totale 161 conducenti, 6 dei quali sono stati sanzionati per essere risultati positivi all'alcol test, oltre alla soglia minima di 0,50 grammi per litro di alcol nel sangue, con un automobilista che ha fatto registrare un tasso di 2,20 grammi per litro di alcol nel sangue, per il quale, oltre al ritiro immediato della patente e la decurtazione di 10 punti, è scattata la denuncia. Parliamo di economia. 2 ministeri su 3 continuano a pagare in ritardo i propri fornitori. Questa cattiva abitudine, sottolinea l'ufficio studi della CGA di Mestre, che da decenni caratterizza la gran parte della pubblica amministrazione italiana, è proseguita anche nei primi 2 trimestri di quest'anno, sebbene sia ancora presto per generalizzare. Nel caso dei dicasteri abbiamo la conferma che i ritardi di pagamento continuano. Nell'ultima rilevazione, infatti, continua la CGA di Mestre, l'indice di tempestività dei pagamenti per 9 ministeri su 14 è stato anticipato dal segno più. Ciò vuol dire che la maggioranza di questi enti non ha rispettato le disposizioni di legge in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali tra pubblica amministrazione e imprese private. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.